Buongiorno a tutti. Come certo sapete, tra l'anno scorso e quest'anno si è voluto celebrare il 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda. Grazia Deledda è la scrittrice sarda, nuorese di nascita, che ha vinto il premio Nobel nel 1926, premio Nobel per la letteratura, ed è l'unica donna italiana che ha vinto questo premio. L'Unione Italiana Cechi Sezione di Nuoro ha anticipato un po' tutti e già dal 2016, quindi a 80 anni dalla morte della scrittrice e 90 anni dal Nobel, ha realizzato un progetto che intende portare le opere della Grazia Deledda un po' ovunque. Il progetto si chiama Grazia Deledda in esalettura. Cosa vuol dire esalettura? Esalettura significa che un'opera della scrittrice viene resa disponibile, viene pubblicata in 6 formati diversi. C'è il formato di stampa in nero, che è quello dei libri che voi avete sotto mano. Un marmocchio che poi, fatto forte e giovanotto, la gioia e la speranza dei suoi vecchi, ammogliandosi avrebbe... C'è il formato col sistema Braille, che è il sistema che usano i ciechi, un sistema di lettura in rilievo. Poi ci sono i formati ebook, che è quello del Kindle, quello degli apparecchi elettronici. Vicino ad uno dei più pittoreschi villaggi del Nuorese, noi abbiamo un podere coltivato da una famiglia dello stesso villaggio. Poi ci sono i formati digitali che vengono usati dai sintetizzatori vocali. Antonio andò scalzo e a testa nuda, a piedi, sino al celebre santuario della Madonna dei Miracoli a Bitti. Poi ci sono il formato audio e il formato video. Sotto il bagliore ardente della Merigiana, la cantoniera bianca dal tetto rosso tace, dorme. Le finestre verdi guardano pensose sullo stradale bruciato dal sole. Nel formato video è stata inserita anche la traduzione in LIS, cioè la traduzione nella lingua italiana dei segni, che è la traduzione che usano i sordi. È un progetto che va avanti dal 2016, che è stato promosso appunto dall'Unione Italiana dei Cechi Sezione di Nuoro. Grazie ad un sostegno economico della Regione che ha fatto sua la nostra idea e quindi ha deciso così di sostenerlo con un contributo importante che poi ci ha consentito di andare fuori anche dalla Sardegna, sia in Italia, ma anche dove Grazia Deledda, che oggi in qualche modo, che oggi celebriamo, leggendo 2 sue novelle, siamo riusciti anche appunto ad andare a Stoccolma, dove lei ha ricevuto il Nobel, e questo premio che poi l'ha resa famosa nel mondo. Sul suolo arido, sui massi, tappezzati di borraccine morbide. Come faceva freddo, nessuno si degnava tenermi in compagnia. E anch'io, certo, se non fossi stato spinto da un forte motivo, non sarei rimasto là. È un progetto che ha tanti obiettivi, il primo dei quali è quello di promuovere l'opera di Grazia Deledda, il secondo è di far capire che non vi è differenza fra un vedente e un non vedente nella lettura, se tutti e 2 padroneggiano perfettamente il proprio strumento di accesso alla cultura. Esalettura per me è un progetto che mostra pienamente quella che è la vera integrazione culturale e sociale, perché con 2 sistemi di lettura differenti si arriva agli stessi obiettivi e si diffonde la stessa cultura. Non c'è differenza, ciò che cambia è solo la modalità di lettura, una con le dita, l'altra con gli occhi. E questo voi lo vedrete oggi, perché noi oggi andremo a leggere 2 novelle tratte da una raccolta che è Racconti Sardi, che è la terza raccolta di novelle pubblicate in esalettura da Grazia Deledda. Una novella viene letta dal nero, quindi da un lettore vedente, un'altra novella verrà letta invece dal Braille, da un lettore cieco. Accompagneranno le letture le musiche dei maestri Scalas e Mocci. Era l'ultimo anno della mia sagrestania e ne contavo già 22.
Una sera di novembre, all'imbrunire, me ne stavo seduto al di fuori della nostra casetta, sul carro di un vicino, e guardavo in fondo alla via. Scorgeva un'immensità di vallate stendendosi ai piedi delle sue montagne e sentiva il caldo profumo delle messi d'oro ondeggianti al sole e il sussulto del torrente che scorreva fra le rocce e i rovetti montani. In quella casa piccina e nera, col tetto coperto di musco giallo e rossastro, ombreggiata da un vecchio pergolato, profondamente disgustato e poi C'è poi un obiettivo finale che un po' l'ha anticipato il vostro dirigente scolastico, è quello di portare in ogni casa un libro di Grazia Deledda. Con questo progetto, che ripeto va avanti da 6 anni, sono state fatte centinaia di letture e sono stati distribuiti quasi 12.000 volumi, distribuiti gratuitamente. È un progetto che è stato finanziato dalla Regione Sardegna, che ha creduto molto proprio nella logica e negli obiettivi di questo progetto.